Sì, grazie Lucio, eccoci qua dal Don Battista, è finita 1-1 tra Barbisano Eclisse e Godega, qui con me ho il mister del Godega, Agostino Bottega, buonasera. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. E buonasera a mister Melis, Barbisano Eclisse. Buonasera. Cominciamo dal mister ospite, allora Bottega, un pareggio, sì, prego. Sì, allora dicevamo con mister Bottega, una partita avvincente, ritmi alti, bel gioco, due squadre anche molto messe bene in campo, alla fine ne è venuto fuori un pareggio, primo tempo equilibrato, poi cosa è successo? Nella ripresa siete un po' spariti. Beh, nella ripresa c'è stato quell'episodio che chiaramente ci ha condizionato molto, ma era anche da aspettarsi, ma la partenza forte del Barbisano, c'è stato un errore nostro di valutazione, abbiamo preso il gol e dopo da lì abbiamo un po' sofferto il ritorno del Barbisano, ma sapevamo che comunque era una partita difficile. In ogni caso sono anche contento perché il primo tempo credo giocato molto bene e anche meritatamente siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto anche un paio di circostanze dove forse potevamo anche gestire meglio e procurarci la palla del secondo gol. È chiaro che dopo è normale anche aspettarsi il ritorno del Barbisano, ma credo che sostanzialmente al di là degli episodi è un pareggio che mi può andare bene. Soddisfa? Sì, assolutamente sì, è chiaro che poi alla fine uno se si trova in vantaggio avrebbe piacere poi di portarla alla fine perché sarebbe stata tanta roba per noi, però sono anche consapevole che venire a giocare qui non è facile contro un'ottima squadra, quindi comunque sono contento che diamo continuità di risultati. È il vostro ottavo risultato utile consecutivo? Sì, infatti adesso mi auguro anche un po' di recuperare un paio di giocatori che sono in box come Prosdocimi e Lalli. Poloni l'ho recuperato oggi e anche lui era fermo sia nell'ultima partita di campionato per squalifica, ma poi anche durante la pausa abbiamo potuto allenarsi bene e quindi niente, riprendiamo consapevoli, fiduciosi che comunque la strada è ancora lunga, ma ho visto comunque sempre dei miglioramenti partita dopo partita, in particolar modo in queste ultime 7 partite dove stiamo dando continuità di risultati. Questo è un dato importante, prego. Allora sentiamo l'analisi ora da parte di mister Melis, d'accordo con quanto detto da mister Bottega? Sì, d'accordo, sicuramente nel primo tempo loro hanno fatto qualcosina di più, sono andati in vantaggio, hanno rischiato anche di fare il secondo gol. Il secondo tempo secondo me il Barbisano è entrato in campo con la giusta determinazione, abbiamo raggiunto il pareggio dopo 2 minuti, 2 minuti mi sembra, e secondo me il secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo rischiato anche di vincerla, però sapevamo giocare contro una squadra in salute che sta benissimo, che gioca un buon calcio con giocatori di esperienza e quindi non dico che alla fine il pareggio mi vada benissimo, però un po' stretto forse?
Alla fine secondo me sì, non vorrei tirare l'acqua al mio mulino, però con la seconda parte di partita che abbiamo fatto, secondo me forse alla fine meritavamo qualcosina in più. Mister Bottega parlava di episodi, avete compiuto un palo nella ripresa su una deviazione rischiato l'autogol il capitano Gava, poi avevate anche segnato 2-1 annullato per posizione di fuorigioco. Sì. No, andiamo a commentare con le Sì, decisioni, era una decisione anche difficile, non era facile per il direttore di gara vedere bene, comunque una prestazione che vi dà morale, è un punto importante in chiave playoff. No, è un punto importantissimo, ripeto, contro una squadra organizzata che è in serie positiva da 8 giornate, che esprime un buonissimo calcio. Io alla fine sono contento, ripeto, secondo me i miei ragazzi oggi hanno dato un'altra dimostrazione di essere in salute, di provare a giocare al calcio su un campo che non era facile, visto che una parte era ghiacciata, ma questo lo era anche per loro. È venuta fuori una buonissima partita combattuta e alla fine ci prendiamo questo punticino e continuiamo a muovere la nostra classifica per il nostro obiettivo, insomma. Prossimo impegno, trasferta a Cavarzano che oggi ha vinto 4-0. Cavarzano secondo me è una buonissima squadra, l'avevo già detto all'andata e niente, prepariamola benissimo questa settimana. Benissimo, sentiamo l'ultima domanda a mister Bottega, vostro prossimo impegno, partita casalinga, altra partita difficile, playoff contro il Fontanelle, che oggi è uscito sconfitto da Santa Lucia. Sì, certo, un'altra partita difficile, come del resto lo sono tutte in questo campionato, perché comunque noi domenica scorsa avevamo battuto in casa il Santa Lucia e oggi Santa Lucia ha vinto 3-1 con il Fontanelle, quindi una partita diciamo interessante perché può dire veramente anche a che punto siamo. È chiaro che non è determinante sicuramente a questo punto del campionato, però è chiaro che già essere alla terza di ritorno per noi è importante prepararla bene. Giochiamo contro un'ottima squadra, un'altra ottima squadra, è chiaro che puntiamo a far bene e possibilmente anche a prendersi i 3 punti. Benissimo, allora io ringrazio mister Agostino Bottega, grazie mister. Grazie a voi, salute a tutti. Ringrazio mister Melis. Grazie, buonasera a tutti. Io ribadisco il risultato qui al Don Battista, Barbisano Eclisse, Godega finisce 1-1, le reti Carletta al 28esimo del primo tempo e poi il pareggio di Modanese al secondo della ripresa. Per oggi è tutto da Barbisano, restituisco nello studio.